Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy, puntata di quest'oggi dedicata ai friulani di oggi e di domani, in particolar modo agli emigrati e agli immigrati che vivono oggi in Friuli e a quali prospettive anche sociali e economiche qui in Friuli oppure all'estero. Avremo persone diverse, con esperienze diverse, sicuramente interessanti, e cercheremo di fare il punto un po' della situazione. Partirei subito presentandole, perché poi molti saranno i temi di discussione di oggi a Friuli Economy. Allora, abbiamo da destra verso sinistra qui con noi Teresa Zefi. Buonasera signora Zefi. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo qui con noi anche Cristina Lambiase. Buonasera. Buonasera. Marco Casula alla sua destra, perfetto. E dall'altra parte abbiamo Matteo Talmassons. Buonasera. E Yvonne Wong. E il signor Ashraf Shah. Buonasera. Perfetto, allora io partirei con l'ausilio della regia mostrando quelli che sono i dati di quella che è un'autentica emorragia che sta toccando purtroppo il Friuli, che porta molte migliaia di persone ogni anno a lasciare il Friuli Venezia Giulia per recarsi all'estero. Vediamo ad esempio quelli che sono i dati di Caritas e Migrantes del rapporto dell'immigrazione. Nel 2015 circa 4.130 friulani hanno lasciato il Friuli. Negli anni prima e anche l'anno successivo l'ordine di grandezza è sempre stato quello dell'ordine delle migliaia. Ecco, io domanderei subito all'Ambiase, a Casula, a Talmassons per quale ragione loro hanno lasciato il Friuli. Partirei con la Lambiase chiedendo insomma per quale ragione lasciò il Friuli, dove si recò e poi faremo un giro anche con gli altri friulani che sono emigrati, che poi sono rientrati. Nel 98, dopo gli studi a Venezia, mi sono trasferita a Taiwan per un master e da lì a Pechino. E da lì è incominciato poi tutto il mio percorso in Asia, che è terminato da alcuni mesi. Sono rientrata a Udine qualche mese fa e sono sempre stata di base a Pechino, dove ho svolto incarichi diversi, sia presso l'amministrazione pubblica e nell'ambasciata, dove curavo e seguivo la promozione del paese Italia dal punto di vista di destinazione turistica, e poi nel settore privato, dove ho lavorato per grossi gruppi internazionali e cinesi, sempre nel settore turismo e viaggi. Ecco, magari anche con l'ausilio della regia, guardando anche i dati delle zone dove gli italiani e quindi anche i friulani vanno prevalentemente, possiamo vedere come, magari anche un po' ingrandendo, certamente l'Europa e il Sud America hanno numeri importanti, però non va dimenticato anche che l'Asia sta arrivando a cifre davvero interessanti, rispetto sicuramente a 50-60 anni fa, quando le mete erano diverse, erano sicuramente Europa, Nord America, Sud America e l'Oceania, l'Australia. Vediamo anche che l'Asia sta prendendo piede, e infatti in questo senso anche Casula e Talmassons hanno fatto delle esperienze importanti all'estero. Lei, Casula, perché ha deciso di lasciare il Friuli tempo fa? Quali furono le motivazioni e dove si recò? Fondamentalmente la mia esperienza nasce da esigenze lavorative, quindi ho cominciato a muovermi per lavoro in diversi paesi, approdando poi delle esperienze più significative che riassumo in paesi come Russia, Stati Uniti, Cina e India, dove mi sono fermato per parecchio tempo, specialmente in Cina, dove ho consolidato anche una certa esperienza. Quindi l'esigenza lavorativa si è poi trasformata in una esigenza residenziale, ovvero mi sono sistemato, per così dire, in questi paesi. Ripeto, l'esperienza cinese è stata la più significativa. Ecco, sempre di esperienza cinese si parla quando parliamo con Talmassons. Lei come mai decise di lasciare il Friuli, Talmassons? Io ho deciso nel 2008 più che altro per una sorta di mix di curiosità e ambizione. Ho lavorato con grande soddisfazione, grande piacere in Friuli da quando mi sono laureato nel 2001 fino al 2008, sempre nella stessa azienda, e ho iniziato a girare per lavoro, a viaggiare, mi piaceva, all'epoca non avevo legami, avevo 32 anni e ho voluto fare un'esperienza di vita all'estero che poi è andata avanti fino al 2016. Ecco, ripartendo proprio da Talmassons, chiederei se ad esempio nell'esperienza che lei ha fatto ha visto delle opportunità, delle occasioni che, soprattutto dal punto di vista professionale, ma immagino anche culturale e sociale, che il Friuli non le avrebbe dato. Cioè introduciamo anche un po' il tema del uno va all'estero anche perché magari qua non trova le aziende, il settore o la possibilità di crescita professionale
se è stato il suo caso oppure no, e ecco. Sicuramente, domanda che poi dopo rivolgerò ovviamente anche alla Lambiase e a Casula. Credo che anche loro, avendo vissuto all'estero, avranno visto e penso che sia sotto gli occhi di tutti che vivere all'estero offre delle opportunità di una carriera accelerata, questo sicuramente. Io sono nato in Cina a 32 anni, a 34 anni ero direttore generale, ora sono tornato in Italia, faccio un altro lavoro e tornando in Italia lo immaginavo, lo sapevo, l'avevo messo in conto, è normale che soprattutto in Asia, dove per quanto i numeri oggi siano rilevanti di stranieri all'estero, ma sono comunque ancora marginali, quindi le opportunità che si hanno sono veramente molto molto interessanti. Perché secondo lei in Friuli non c'è l'opportunità di fare una carriera così rapida? Le aziende sono troppo strutturate o perché le aziende sono di proprietà familiare? Quali sono i vincoli che bloccano ancora questa accelerazione che lei ha descritto prima che ha potuto fare in Cina? Io non voglio banalizzare troppo, ma secondo me la chiave di volta sono i numeri. Cioè, in Cina, per quanto eravamo tanti italiani, dove ero io, è il distretto industriale all'estero più importante per l'Italia, quello di Suzhou vicino a Shanghai, però per quanto fossimo tanti italiani, le opportunità, l'offerta rispetto alla domanda è un rapporto molto molto vantaggioso. Ecco. E Casula, lei poi, come anche gli altri friulani qui presenti, ha deciso di rientrare. È stato semplice, è stato difficile e soprattutto a livello, dal punto di vista professionale, ha lasciato qualcosa all'estero? Cioè, quello che ha trovato qua è stato altrettanto stimolante, interessante, oppure sapendo che tornava in Friuli si era già messa via che sarebbe stato difficile continuare a crescere dal punto di vista professionale così in fretta, come ad esempio ha detto prima Talma Sons? Come crescita professionale sono assolutamente d'accordo, io ho percorso i vari livelli aziendali fino ad arrivare alla carica di amministratore delegato all'estero. Ad un certo punto, il motivo principale del mio rientro era il fatto di avere una famiglia qui in Italia che per esigenze pratiche non sono riuscito a trasferire in Cina come in Russia, come avrei sperato. Quindi questa è la prima, è stato il primo motore che mi ha, non costretto in senso buono, chiaramente, a rientrare. Rientrando in Friuli, evidentemente, mi aspettavo, non è stato difficilissimo reinserirmi nel tessuto lavorativo. Mi aspettavo magari delle posizioni di un certo rilievo che però non sono riuscito a trovare, vuoi per la situazione economica di un paio di anni fa, vuoi per la dimensione aziendale media che è in Friuli, quindi che è difficile, ho trovato molto difficile assorbire figure con un curriculum di rilievo. Di conseguenza... Cioè dice tante PMI e poca necessità di manager e quindi era difficile... Sì, questa è la difficoltà. La difficoltà principale che ho avuto è stato proprio il curriculum. Paradossalmente un curriculum articolato crea più difficoltà, senza neanche arrivare poi al discorso economico, quindi già il fatto di vedere una persona con tutte queste qualifiche, questa esperienza, mi metteva un po' a rischio perché vedevo dall'altra parte gli interlocutori abbastanza così preoccupati di vedere ma questo qui dove vuole arrivare, magari i soliti discorsi. In realtà poi sono stato fortunato, me lo sono cercato l'impiego, ho trovato un'azienda che fortunatamente la pensava in modo diverso, cioè un imprenditore che ha detto va bene, io sono arrivato fino qua, evidentemente mi serve una persona per allargare gli orizzonti, secondo me una persona matura, con un certo profilo professionale, con una certa esperienza è quello che mi serve. E da lì è partita l'esperienza che già da 2 anni mi vede coinvolto in regione. Ecco, Lambiase, lei, quali motivazioni ha portato a rientrare in Friuli e come è stato il suo rientro dopo quasi 20 anni, 15-20 anni all'estero? Sì, sono circa 18 anni perché poi ho viaggiato anche in altri paesi, in Medio Oriente e in Europa. Sono stati motivi in parte familiari e in parte una sfida per cercare di riutilizzare tutto quello che in 20 anni ho preso all'estero sul mio territorio, quindi cercare di riportare a casa quello che ho imparato e la visione. La prima cosa che ho detto quando sono atterrata in Italia è stata sono rientrata dal futuro e quindi questa dimensione completamente nuova nell'affrontare il lavoro, la dimensione degli affari, ho deciso di riportarla a casa e di vedere se riesco a costruire un progetto che ovviamente sia orientato sul più grande mercato al mondo, la futura prima economia al mondo, secondo McKinsey arriveremo prima del 2025
E non è stato semplice, quindi su questo ho deciso subito di cercare di ritagliarmi un posto ben definito per me, perché i limiti, come hanno spiegato i miei colleghi precedentemente, sono gli stessi. Quindi un riposizionamento con una figura abbastanza poliedrica e comunque definita secondo segmenti molto digitali, estremamente tecnologici, con una complementarità di ruoli che si trova di solito nelle grandi aziende. È veramente complicato riuscire a ritrovarlo nel tessuto regionale. Quindi sto cercando insomma di esprimere le mie capacità, le mie potenzialità e tutto quello che ho imparato, costruendomi un percorso personale, poi cercando così di evitare i limiti del nostro territorio in qualche modo. Mi sembra chiarissimo. Ecco, io vorrei introdurre anche sicuramente l'altra parte degli ospiti che noi abbiamo, per poi dopo fare anche un discorso collettivo. Partirei da Ashraf Shah, se può raccontare la sua esperienza diciamo così, di studio, lavorativa, e quali sono state anche le ragioni che l'hanno portata a venire a vivere qui in Friuli, anche poi con la famiglia. Prego. Io vivo con la famiglia a Udine da 3 anni. Ho portato la famiglia da Tripoli, ho 4 figli, 2 femmine di 13-14 anni e 2 maschi di 10-7 anni. Il motivo è di dare ai miei figli una nuova opportunità di imparare altre culture e altre lingue. L'ho registrati qua alla Scuola Internazionale di Udine, come ho avuto io stesso l'opportunità di vivere all'estero e imparare e aprirsi a altre culture negli anni '80 con la mia famiglia, quando mio padre era rappresentante di una società petrolifera a Roma. Per questo ho imparato anche la lingua italiana da quel tempo. Molto bene, sentiamo. E perché ha scelto proprio il Friuli, signor? Allora, io dagli anni '80 ho frequentato l'Italia tutti questi anni e ho lavorato con diverse società italiane in Libia come consulente e come agente. Per questo io sono l'agente a Tripoli delle più grandi società italiane che operano in Libia, come l'ENAV, come la Tecnosky, come società statali italiane molto conosciute. Mi ha dato l'opportunità di viaggiare in tutta Italia. Ho scelto il Friuli perché ho trovato per una famiglia come la mia il posto migliore, dove ci sono i servizi migliori in Italia, dove c'è la sicurezza migliore in Italia, e per questo ho passato questi primi 3 anni a Udine e dall'anno prossimo o dal prossimo mese mi trasferisco a Trieste per provare un'altra città del Friuli. Benissimo, adesso ci dobbiamo fermare per un brevissimo intervallo pubblicitario e poi torniamo ascoltando anche le esperienze degli altri ospiti che abbiamo qui, Teresa Zeifi e Yvonne Wong. A tra poco qui su Friuli Economy. Il Friuli, terra di emigranti e di immigrati, cambiamenti sociali ed economici qui in regione, lo facciamo discutendo con diversi ospiti e con diverse esperienze che hanno fatto. Avevamo sentito la presentazione del signor Ashraf Shah, adesso sentiamo anche da Teresa Zeifi le ragioni che l'hanno portata a venire a vivere qui in Friuli Venezia Giulia, qual è stato poi anche il suo percorso di inserimento anche a livello lavorativo e sociale. Allora, io sono arrivata in Friuli da tantissimi anni, sono quasi 20 anni che sono qua, e sono arrivata a Gorizia perché quella volta studiava mia sorella, era a Gorizia che studiava Scienze Internazionali Diplomatiche, e poi successivamente ho iniziato un corso di master, metodologie sulle politiche comunitarie, e man mano poi è nata mia figlia, ho iniziato a lavorare e quindi ho continuato a stare, poi mi sono trasferita da Gorizia a Udine. Diciamo che Gorizia è il mio primo amore, c'è una città bellissima, ho conosciuto gente meravigliosa e quindi è sempre
poi sono stata un paio d'anni lì e poi mi sono trasferita a Udine per motivi familiari e anche di lavoro, perché poi ho iniziato a lavorare qui a Udine. Ecco, qual è la sua attività lavorativa adesso, signora Zeffi, e poi se può anche dire il paese di provenienza da cui proviene, che non si è... Io vengo dall'Albania. Sì. E che lavoro fa adesso? Adesso io ho un mio ufficio qui a Udine, in via Roma, di consulenza disbrigo pratiche per gli stranieri sull'immigrazione. Seguo pratiche per gli stranieri, cittadinanze, riunioni dei familiari, nulla osta al lavoro, carta blu, visti, qualsiasi lavoro, qualsiasi pratica, compresa anche la consulenza sugli immigrati. Ecco, adesso per una presentazione, magari anche un punto della situazione, intervisterò ovviamente anche Yvonne Wong, avverto già il pubblico che potrebbe essere che tradurrò poi anche alcune frasi dall'inglese all'italiano, pur non avendo io una laurea in traduzioni, però faremo tutto il possibile. Allora, Yvonne, le chiederei dal punto di vista lavorativo, ma anche sociale, come mai è venuta in Friuli e di che cosa si occupa adesso come lavoro qui in Friuli? My major was I was studying in China civil engineering and management. So quindi ha studiato in Cina ingegneria civile e management e prego. So for my major or my working experience, it's quite difficult to find a suitable job here. Sta dicendo che dovuto anche alla sua preparazione ci sono state delle difficoltà nel trovare un lavoro adatto in Friuli. Le domanderei, secondo lei, perché, in che cosa il Friuli manca che rende difficile? Mancano le aziende? Forse la sua professionalità è troppo avanzata? I was working as a cost control. So if you know, all the rules in China, even in each city, is different. So here is even more difficult. And my Italian is not good enough, and also for the driving license, I still need to make the driving license. Praticamente la signora Yvonne Wong si è occupata di costificazione, analisi dei costi in Cina. Chiaramente le regole anche della contabilità sono diverse da un paese all'altro e questo non facilita il suo inserimento lavorativo. Anche poi il fatto che, come abbiamo sentito, parla benissimo in inglese, parla in cinese, quindi queste sono delle possibilità, però non parla ancora bene in italiano, non rendono agevole il suo inserimento nel mercato del lavoro in Friuli. Quali progetti comunque lavorativi vede per lei e quale anche futuro nell'integrazione diciamo così, dei cinesi in Italia, in Friuli? Ecco. I think culture and the language exchange, also the experience exchange, is something I think in the positive way and the potential way. That's why me and my husband and other friends has founded a company as tourism, is trying to promote Friuli Venezia Giulia to China or to also Japan or the Asia countries, and also trying to make kind of trading or help here the winer to find the distributor. I was trying to find distributor in China to import, export this part. Quindi sostanzialmente la signora Yvonne ritiene che comunque le differenze culturali e linguistiche siano un punto a favore di quella che è la sua esperienza e di quella che in generale anche è l'integrazione. Vede nel settore del turismo e anche nel settore agroalimentare, in particolar modo l'import-export di vini, diciamo così, una delle possibili interazioni fra Italia e Cina o comunque fra Friuli e Asia, e quindi sta cercando di aiutare diciamo così, l'aumento della presenza turistica o comunque del consumo anche di vini fra Italia e Asia, e questo ci sembra onestamente un percorso interessante. Chiederei a questo punto a che punto siete arrivati di questo progetto, signora Wong? Where we are with this project? Here in Udine and focus Friuli Venezia Giulia area. Sì, abbiamo
già dei primi clienti e noi offriamo tramite questa piattaforma, di cui mia moglie e altri nostri amici a tempo più pieno, io nei ritagli di tempo contribuisco, delle wine tour in regione e degli scambi di tipo culturale che coinvolgono aziende vinicole del nostro territorio d'eccellenza come Castelvecchio, Cantarutti, De Puppico, il nostro socio, e tanti altri, e abbiamo dei primi gruppi di turisti. Un gruppo sarà a luglio di una coppia di cinesi, poi per settembre adesso ci sarà un gruppo di tedeschi disabili che vogliono vedere delle cose del Friuli, ovviamente con tutta l'attenzione a strutture che possono accogliere un turismo in carrozzella, quindi turismo accessibile. E quindi stiamo iniziando a creare dei ponti con l'estero per valorizzare il territorio. Ecco, Ashraf Shah, le chiederei, per quanto riguarda, diciamo così, l'inserimento lavorativo di persone che vengono dall'estero, come la vede lei per il futuro in Friuli Venezia Giulia? Abbiamo visto prima della difficoltà dei friulani che sono espatriati di reinserirsi in Friuli. Nella sua esperienza è stato semplice o difficile? E riguardo ad esempio a quella di suoi connazionali oppure di altri immigrati, che prospettive vede nell'integrazione economica e professionale qua in Friuli? No, io sinceramente non svolgo nessuna attività in Friuli. La mia residenza in Friuli è solo residenza per dare un'opportunità alla mia famiglia. Io, il mio tempo, la maggioranza del mio tempo è sempre in viaggio perché, come ho anticipato, le mie società sono ancora a Tripoli, Libia, e passo più tempo a Tripoli che qua, ma la mia famiglia adesso da 3 anni non è mossa da Udine, però penso tramite amici che ho conosciuto qua in Friuli di iniziare a pensare a dei investimenti di fare in Friuli. In quali settori in particolar modo? Sinceramente nel real estate sto pensando quindi nell'immobiliare? Nell'immobiliare, sì. Sto pensando, studiando di fare dei investimenti in questo settore. Ma invece per quanto riguarda i suoi figli, lei ne ha ben 4, vede in Friuli anche una possibilità lavorativa per loro, oppure anche loro, come tanti altri friulani, andranno all'estero? Vedendo le difficoltà che sento dai stessi friulani, ma credo che la preparazione di oggi non è la preparazione di 20 anni fa, per questo anche il mondo è cambiato e attività sono diverse, per questo credo. Ma sta migliorando la preparazione o sta peggiorando? No, sta migliorando tantissimo. Sta migliorando tantissimo, per questo credo che il futuro sarà più aperto di prima. Credo che attività che si aprono nel futuro non saranno così pochi come lo vedono la gente adesso. Quindi lei dice che in pratica, anche dovuto alla formazione e all'istruzione in Friuli, potrebbe essere che qualcuno dei suoi figli poi si fermerà qua a lavorare? Ecco, è molto probabile, già sentono l'amore con questa ragione vivendo in questi ultimi anni, per questo credo che rimarranno. Ma l'integrazione in Friuli è possibile o i friulani a volte anche discriminano, sono razzisti? Sinceramente, prima di arrivare qua ho sentito tantissimo, anche da diversi amici italiani, che hai scelto una regione un po' chiusa, una regione un po' di confine. Di confine, diciamo. Però ho voluto questa sfida, ho voluto toccarla con le mie mani. E alla fine è stata positiva o negativa? Ho trovato una cosa molto diversa, ho trovato veramente che i friulani non sono così chiusi come dicono gli altri. Ho trovato delle amicizie anche familiari, i miei figli si sono integrati benissimo,
hanno iniziato anche a parlare un pochino friulano, per questo no, mi sento... Ci sembra chiaro sì, dal tono della sua risposta. Ecco, chiedendo alla regia di mandare anche in onda alcuni dati statistici sempre del rapporto immigrazione Caritas Migrantes relativi agli immigrati, ai gruppi etnici di provenienza, ai numeri, vediamo 107.559 rispetto a una popolazione di 1.200.000 abitanti, quindi circa l'8,5%, vediamo il 52% donne, vediamo anche la distribuzione nelle varie province, che insomma i telespettatori a casa possono vedere. Domanderei anche alla Zefi qual è stata la sua esperienza di integrazione qua, che futuro vede per i suoi figli e se è facile o difficile vivere e lavorare con noi friulani qui al proprio fianco qui in Friuli. Allora diciamo che io ho iniziato con vari lavori, collaborazioni che ho fatto con diversi enti. Il mio primissimo lavoro è stato con il CIR, Consiglio Italiano per i Rifugiati, dove lavoravo come operatrice sociolegale per i rifugiati richiedenti asilo, oggi chiamati richiedenti protezione internazionale. Poi ho avuto altre collaborazioni con la prefettura, la questura, il comune di Udine e il centro per l'impiego, sempre nell'ambito dell'immigrazione, quindi sempre sugli stranieri, la facilitazione, l'inserimento, l'integrazione sempre degli stranieri in questi vari uffici. Ma l'integrazione secondo lei c'è stata alla fine in questi anni? Lei che ha anche un'ottica diciamo di lungo periodo, che è qua da diverso tempo, sì. Alla fine ha visto queste persone integrarsi, anche chi è venuto dopo, oppure è difficile alla fine integrarsi? Diciamo direi prima mentre lavoravo e forse nei giorni d'oggi, forse oggi vediamo un po' con più oscurità, non so, la crisi, tutte le dinamiche dei giorni d'oggi, è cambiato diciamo anche l'immigrazione, proprio la maniera, gli arrivi, i canali regolari. Ma diciamo io mi ricordo quando sono arrivata io, ma anche negli anni che lavoravo, avevamo molto più canali o maniere per che la gente potesse arrivare in Italia in maniera regolare. Adesso c'è un po' una chiusura. E il lavoro qua? Ci sono meno possibilità oggi di lavorare rispetto a quando è arrivata lei? Mi sembra di capire negli anni 90, insomma. Sì, no, io sono arrivata negli anni 2000. Ah, negli anni 2000, sì, okay. sì, negli anni 2000. No, adesso, io parlo per esperienza anche perché ho tanti clienti, il mio dispiacere, lo dico proprio dalla mia pratica del lavoro, è proprio queste persone, io mentre lavoravo e mentre vedevo anche l'integrazione, quindi l'andare avanti di queste persone che magari erano richiedenti asilo, potevano anche essere persone che appena arrivavano, entravano per lavoro, che poteva essere lavoro subordinato, lavoro stagionale, questi riuscivano man mano anche ad avere un'integrazione, quindi imparavano velocemente la lingua, si inserivano, si trovava il lavoro. Adesso vedo un fenomeno inverso. E cosa vuol dire? La maggior parte dei miei clienti che riescono ad avere la cittadinanza italiana o la carta di soggiorno, quindi parliamo di persone che sono ben integrate, perché se no non riuscirebbero ad avere questi requisiti, non riuscirebbero ad avere la cittadinanza o la carta di soggiorno, ben presto e volentieri vanno via. Ecco, è questo un dispiacere. È questo un tema. Adesso devo lanciare la pubblicità perché siamo un po' in ritardo e ripartiamo proprio da questo che lei ha appena detto, che è un tema centrale, cioè il fatto che comunque la gente continua ad emigrare, di origine straniera oppure friulana, comunque si continua ad emigrare. A tra pochissimo qui a Friuli Economy. Di nuovo qui a Friuli Economy, puntata dedicata a immigrazione e immigrazione da e verso il Friuli. Con la Zefi si stava ragionando anche sul fatto che anche diversi stranieri che poi diventano residenti in Friuli Venezia Giulia, poi a un certo punto decidono di lasciare il Friuli comunque. E secondo lei, Zefi, alla fine quali possono essere le ricette perché il Friuli comunque riesca a trattenere queste persone, così come i friulani che abbiamo visto prima anche nei dati, continuano a lasciare in maniera copiosa questa regione? Ma diciamo che è legato allo sviluppo economico, a
tutte le possibilità che poi il territorio può offrire. E diciamo che adesso anche con questo movimento, questa immigrazione, questa apertura anche che c'è, nel momento che si sa che spostandomi in un altro posto, in un altro, e su questo la cittadinanza aiuta tantissimo, si fa poco a pensare che ormai mi sposto, però questo è una piaga perché alla fine c'è stato tutto un investimento, le persone integrate che li vediamo che vanno via, com'è anche la fuga dei cervelli che è un tema molto importante e quindi siamo più o meno nello stesso equilibrio. È ovvio che delle politiche sul lavoro, inserimento lavorativo, un'apertura di posti di lavoro incentiverebbe poi tutto, sia le persone di rimanere qua o anche di arrivare, le persone che hanno già studiato o che comunque hanno delle specialità di lavoro che possono sfruttare qui in Friuli. Ecco, l'Ambiase, certamente il mondo è molto più globalizzato, c'è una forte anche mobilità, diciamo così, professionale, diversa sicuramente rispetto a alcuni decenni fa, quindi Friuli si trova comunque in una situazione anche geoeconomica, geopolitica gigantesca, però che cosa potrebbe fare per favorire di più questa circolarità? Cioè va bene, tu hai studiato qua, decidi di andare all'estero a lavorare un po', però a un certo punto ritorni, perché poi non sono tanti quelli che tornano, oppure diciamo così, ecco. Sono pochissimi quelli che tornano in realtà. L'ho fatto dire a lei. Siamo pochi, sì. Ma sì, ci sono sicuramente alcuni fattori da prendere in forte considerazione. Il tessuto economico della regione che è legato a delle dinamiche che potevano essere valide 10, 15, 20 anni fa. La poca dimestichezza dell'italiano in generale, del friulano, se possiamo ridurlo e focalizzarci su questo, a lavorare in team, cioè creare aggregazione fra più persone e costruire dei progetti insieme o costruire delle nuove dinamiche. Questo non in competizione, ma bilanciare un forte corporativismo che si è insediato, si è radicato nel nostro tessuto. Un approccio culturale anche diverso, dove invece di lamentarsi si cercano di fare le cose, nonostante i no, nonostante le porte sbattute in faccia, nonostante le email a cui nessuno in Italia mai risponde, compreso il Friuli Venezia Giulia, cioè nonostante questo crederci ce la possiamo fare, indipendentemente da tutti i limiti e vincoli che sono molto strutturali e culturali e mentali. Ecco, secondo lei Casula, quali anche, oltre a quelli che ha citato l'Ambiase, possono essere i fattori per arrestare questa emorragia? Oppure se emorragia deve essere, che cosa fare per attirare, diciamo così, i cervelli che sono fuggiti all'estero? Ma io faccio una premessa. Innanzitutto come genitore farò il possibile perché mio figlio abbia un'esperienza all'estero, non solo di studio ma anche lavorativa. Ma questa è una questione di apertura mentale, l'ho fatto io. È stata una grande esperienza e vorrei che mio figlio facesse lo stesso. Premesso questo, trovo corretto che dopo un certo tipo di esperienza e un sviluppo di carriera si possa veramente rientrare in Friuli con un bagaglio culturale e professionale atto a sviluppare progetti qua in regione. Ricordiamoci una cosa, io punterei molto, e lo vedo avendo girato il mondo, il Friuli non è un posto tanto semplice da ritrovare, non lo dico per localismo, campanilismo, ma non è facile trovare una regione con questo tipo di qualità dei servizi, con questo tipo di economia, con questa possibilità di andare la mattina a fare una sciata, pomeriggio magari una nuotata al mare, perché succede anche questo. Quindi io punterei molto sulla qualità del territorio, che è un fattore recentemente molto essenziale. Da questo punto di vista in poi, ecco, dico, avere persone qualificate che sviluppino il territorio a livello economico, secondo me è la chiave vincente. Quindi abbiamo visto con la Lambiase un po' un cambio di mentalità, lavorare più in team, cercare anche di forzare quelli che sono i limiti burocratici. Casula invece faceva affidamento sulla qualità della vita come fattore che può attirare persone a vivere e lavorare qui dopo un'esperienza all'estero, che comunque consiglia anche a suo figlio. Talmasson, secondo lei quali componenti per far rientrare i cervelli o comunque per ridurre questa emorragia che vediamo sugli ordini dei 4.000 persone all'anno? Sono anch'io dell'idea della qualità della vita. Io sono tornato per il fortissimo inquinamento che c'è in Cina, quindi sì, grandi opportunità, ma
ci sono anche altissimi rischi, quindi nella bilancia ognuno fa le sue scelte. Credo ci siano delle età, credo che sia molto importante la transizione, fare delle esperienze fuori per confrontarsi, arricchirsi, ma il Friuli è una terra eccezionale a livello lavorativo. Siamo una regione piccola, quindi ci sono aziende relativamente piccole, e questo fa parte del nostro tessuto, però ci sono tante aziende eccellenti e il modo di lavorare distinguerei più che dal friulano, cioè l'italiano rispetto al cinese, rispetto all'americano. Io ho lavorato in ambiente internazionale con tutte le nazionalità, ogni cultura è diversa, ha dei pro e dei contro, cioè io vedo tante differenze, ma non vedrei nulla che sta sopra o sotto o in qualche modo meglio o peggio. E da friulano ovviamente amo vivere in Friuli Venezia Giulia. Yvonne Wong, abbiamo visto prima con la Lambiase del tema che diversi cinesi studiano all'estero ma poi tornano in Cina. Questo secondo lei sarà un giorno fattibile anche in Friuli? O comunque quali sono i fattori che portano i cinesi poi a tornare in Cina dopo che hanno studiato? I think first, if you ask the students, they were missing the Chinese food. For sure. Okay, for sure Italian food also is wonderful. But I think most important is the opportunity in China. It's a more wilder market, more open market. So most of the biggest company has the company also in China. So the people study abroad and they go back and they are more easy to find a good job for them. Chiaramente la Yvonne Wong fa un riferimento alla grandissima apertura e sviluppo del mercato economico cinese come fattore di attrazione per tutti i cinesi che hanno studiato all'estero e che poi, visto che hanno delle opportunità professionali importanti, decidono di ritornare nel loro paese e sfruttare questo enorme esploit economico che ha avuto la Cina. Ecco, parlando anche di sviluppo economico, chiederei al signor Shah quali possono essere quei nuovi settori che anche prima la Lambiase aveva un po' toccato, dicendo appunto che la nostra specializzazione in Friuli è legata a settori un po' della old economy, o comunque anche, voglio dire, che in questi 20-30 anni sono stati toccati da una forte concorrenza straniera o estera, diciamo così. Quali possono essere invece, secondo lei, Shah, i settori su cui il Friuli dovrebbe puntare per ripartire, per avere una spinta economica che favorisca, diciamo così, la retention qui in Friuli di persone che vivono e che hanno studiato qua? Credo che il Friuli ha un grande patrimonio di diversità, come ha anticipato il Signore. C'è in Friuli la montagna, c'è il mare, però il settore dei servizi, il settore turistico è poco sviluppato, non ci sono investimenti, quelli che si vedono in altre regioni italiane. È poco conosciuto il Friuli da questo punto di vista. La gente quando pensa al mare, quest'area, va in Croazia o va in altri posti perché non trova le strutture che sono a quel livello. In più c'è un problema in Italia in generale, che sono i problemi dei tassi che complicano un po' gli investimenti e il lavoro in Italia. Credo che però ci sono le opportunità, se si possono attirare certi investimenti in certi settori, credo che una regione come il Friuli potrà offrire tantissimi posti di lavoro. Quindi, sintetizzando, cercare di ridurre la tassazione, il costo del lavoro, questo per far investire aziende estere qui in Friuli come in Italia, questo darebbe anche nuove specializzazioni produttive. L'altra è invece cercare di fare un'attività maggiore di marketing territoriale del Friuli per le opportunità turistiche che può regalare a turisti. Ecco, mi sembra molto chiaro. Non so se qualcun altro dei nostri ospiti voleva delineare quelli che possono essere dei settori o degli sviluppi dell'economia friulana. Siamo davvero in chiusura, però se qualcuno ha ancora qualche proposta abbiamo ancora quei 40 secondi buoni e poi dopo ci dovremo congedare. Io direi che sicuramente vorrei sottolineare ancora l'eccellenza e la qualità della formazione scolastica in Friuli, in Italia in generale, ma in Friuli in particolare. Ecco, ho trovato anche rientrando in Italia e selezionando del personale per l'azienda
Quindi un capitale umano che... Ho trovato dei riscontri positivi. Quindi potrebbe questo sposarsi anche col discorso che faceva Shah sugli investimenti stranieri qui in Italia e su un capitale umano che poi potrebbe essere, diciamo così, ben utile alla causa di queste aziende. Non so se... L'ultima, sì. Una cosa brevissima, non perdere l'occasione per la Belt and Road Initiative, che sono le nuove vie commerciali, la cosiddetta via della seta che parte dalla Cina. Trieste insieme a Genova sono state definite porti di arrivo di questa via della seta, quindi muoviamoci su tutto l'indotto, su tutto il territorio, che sicuramente da questa iniziativa può trarre. Ci sono 2 fondi specifici in Cina, la regione sono sicura che si sta attivando e questo potrebbe essere un cavalletto per ridefinire in una chiave un po' più moderna il nostro tessuto imprenditoriale anche. Benissimo, io ringrazio gli ospiti che ho avuto qui questa sera, Marco Casula, Cristina Lambiase, Teresa Zeffi e poi dall'altra parte invece Matteo Talmassons, Yvonne Wong e poi Ashraf Shah. Li ringrazio davvero, ringrazio ovviamente anche il regista e i tecnici che ho avuto questa sera che hanno collaborato. Ci vediamo fra una settimana per un'altra puntata di Friuli Economy dedicata invece al cicloturismo, che tra l'altro anche si sposa con questo discorso del turismo che abbiamo menzionato. Buona serata con i programmi su Telefriuli e a presto.